Ogni volta che un cittadino si impegna per tenere in ordine e rendere più bella la città, non si può che esserne orgogliosi. Così l'assessore ai lavori pubblici Andrea Michalizzi commenta la richiesta dei residenti di Borgo Peano, fatta attraverso i nostri microfoni, di voler adottare l'area verde abbandonata e degradata che si trova proprio davanti alle loro abitazioni. Quella è un'area vicino ad alcune pertinenze, quindi se dal punto di vista tecnico non ci sono problemi, e mi auguro proprio di no, insomma per noi sarebbe anche una bella cosa, perché significa affidare alle cure di chi abita uno spazio che è del comune, che è pubblico, e quindi toglie anche un onere alla collettività. Sulla presenza del calcestruzzo che ostacola le procedure dell'adozione, l'assessore ha promesso che si impegnerà nell'effettuare tutte le verifiche necessarie per capirne la provenienza ed eventualmente stabilire le condizioni per la rimozione. L'adozione è uno strumento molto bello che il Comune di Padova ha messo a disposizione già da diversi anni e consente ai cittadini di prendersi cura, magari traendone un piccolo vantaggio, perché l'area vicino casa magari è tenuta in un certo modo e anche personalizzando, insomma, l'uso a orti o l'uso ad altre attività, insomma, hanno dato buoni frutti. Per il quartiere di Borgo Peano, assicura l'amministrazione, si sta pensando ad un'opera di riqualifica che prevede anche l'abbellimento del nuovo sottopasso.